il professor Alberto Bellini, che è docente dell'Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione. Io sottolineo fra le numerose attività svolte dal professor Bellini, in particolare il suo ruolo come coordinatore del corso di laurea Information and Communication Technology for Climate, coordinatore del progetto eCircular, responsabile per la didattica per Climate Kick. E inoltre Alberto è stato anche assessore all'ambiente della città di Forlì per 6 anni. Ecco, quindi lascio la parola a lui per il suo contributo, anche alla luce di quanto emerso fino a questo momento nel dibattito sul ruolo appunto della scienza, della società civile nella lotta contro i cambiamenti climatici e vista la sua esperienza sia come docente ma anche come amministratore locale. A te Alberto, ti lascio la parola. Grazie, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito appunto di un gruppo di amici, come ben ha detto Marco, e anche per questo motivo mi fa molto piacere di essere qui e anche per i temi che tocchiamo. Io molto rapidamente, devo dire, ho molto apprezzato l'intervento tra gli altri di Marco Giusti e mi aiuterà, nel senso che siccome sono completamente d'accordo con tutti i punti che ha portato nel suo intervento, posso semplicemente tirare alcune conclusioni, alcune, diciamo, analisi e valutazioni per un dibattito. E per farlo prego Francesca di mostrare un piccolo lucido che userò per introdurre la mia presentazione. Giusti diceva giustamente, mi scuso per il gioco di parole, che dobbiamo ridurre le emissioni del 10% l'anno da qui al 2030 per arrivare ogni anno 8-10% rispetto al precedente a meno 60% di emissioni rispetto ad oggi. Mi pare che ci sia una grande crasi nella nostra società civile. Diciamo, siamo divisi in diverse parti, no? Perché le affermazioni che Giusti ha fatto, che io ho appena ripreso, hanno in realtà un contenuto informativo enorme, perché per capire cosa vuol dire ridurre le emissioni del 10% in un anno, vi faccio vedere i report dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, pubblicati pochissimi giorni fa, che ci fanno vedere l'effetto della pandemia sul settore energia. I lucidi ci fanno vedere in alto a sinistra che il 100% della popolazione mondiale è stato toccato dalla pandemia. E questo lo sottolineo perché diciamo, diverse percezioni girano su questo, noi sì, gli altri no. Questo grafico pubblicato da un ente internazionale ci dice che il 100% della popolazione mondiale è stata soggetta in qualche forma ad azioni di restrizione. E questo ha avuto un impatto sul settore energia pari ad oltre il 50%. Io penso che molti sappiano, ma lo ripeto per chi non lo sapesse, che il settore energia è responsabile dell'80% delle emissioni che producono un effetto sul clima. Quindi l'80% delle cause di effetto serra, quindi dei cambiamenti climatici, provengono dall'energia. Ecco, quel 10% che ci ha detto Giusti prima, che è l'obiettivo minimo che dobbiamo perseguire, è stato quasi raggiunto durante la pandemia. Quindi bloccare quasi completamente le attività umane ha permesso quasi di raggiungere quell'obiettivo. Questa è la cifra del scoglio che dobbiamo superare. È uno scoglio altissimo, perché questa azione dobbiamo ripeterla ogni anno per i prossimi 10 anni e oltre. Perché dico questo? Dico questo anche il grafico a destra ci fa vedere che l'effetto della pandemia sul 2020 è stato appunto di una riduzione di emissioni climalteranti pari a quasi l'8%. Una riduzione che, come vedete bene,
non era mai avvenuta nella storia recente dell'umanità, neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, neanche durante la Grande Depressione del 1929, neppure durante gli shock petroliferi degli anni 70 e 80. Quindi la crasi sta nel fatto che c'è una parte maggioritaria della popolazione che non si rende conto di quello che stiamo dicendo, cioè che non si rende conto che dobbiamo fare un'azione enorme nelle nostre comunità. E questa azione evidentemente non si può fare mantenendo lo stato di restrizioni della pandemia. Si deve fare, e si deve fare, lo ripeto, rapidamente, con uno straordinario cambio di paradigmi economici. E la crasi, secondo me, risiede nel fatto che noi ci raccontiamo queste cose, ma non ce le dobbiamo raccontare, le dobbiamo fare. Tutte le cose che ci ha elencato giusti e che non ripeto, le dobbiamo fare immediatamente. Quindi la crasi sta nel fatto che noi oggi non ci dovremmo trovare qui per ripeterci queste cose, ma per discutere i dettagli di come vengono realizzate, per fare una discussione politica, quali strumenti fiscali, quali incentivi, quali priorità, quali iniziative, non se, ma come. Noi invece stiamo ancora discutendo del se, ed è molto chiaro, la pandemia ci ha regalato una simulazione di quello che non può essere, perché non si può realizzare questo obiettivo senza cambiare in maniera radicale il modello economico. Quindi attivare tutti gli strumenti fiscali e non solo che favoriscano la riduzione dei consumi, la riduzione dei superflui e una vera e propria rivoluzione culturale. Questo è quello che serve e, insisto, la crasi a me preoccupa molto, perché è abbastanza evidente che c'è una parte di popolazione, presumo rappresentata largamente da chi ci ascolta in questo momento, minoritaria, che ha molti chiari questi temi e passa da stati di ansia a stati di, come dire, debolezza, a chi invece è una grande maggioranza di persone che pensa che sia una favoletta. Allora, su questo punto, e vado a concludere, vorrei dire un'altra cosa. C'è un po' l'idea diffusa e comune che servano azioni individuali, cioè deve essere un'iniziativa individuale quella che ci porta a trovare la soluzione a questa crasi e alla crisi energetica e climatica. No, assolutamente falso. Questo è un problema di specie. Gli storici dell'antropocene, i sociologi, ci dicono che l'antropocene, l'era dell'uomo che noi stiamo vivendo, si può risolvere solo se interveniamo come specie. Non si può risolvere individualmente un problema collettivo. Quindi servono scelte collettive, scelte politiche, perché ovviamente un problema di questa portata non si risolve con azioni individuali. Serve un intervento della specie umana, che fa delle azioni di grande portata, soprattutto culturali. È una grande crisi, molto più grande della pandemia, che ci ha dato l'opportunità di vedere cosa significa affrontare individualmente, come qualcuno ha tentato di fare, un problema globale come una pandemia. Dobbiamo farci forza di questo, trovare soluzioni. Giusti ha detto tutto correttamente. Le soluzioni tecnologiche ci sono, anch'io sono un ingegnere, vi potrei fare, ma non lo faccio, un elenco infinito di tecnologie che abbiamo inventato per risolvere tutti i problemi, ma il problema non è tecnologico, il problema è culturale. Prima risolvere la crasi, la specie non può essere divisa in gruppi con opinioni diversi su questo tema. Secondo, costruire molto rapidamente un piano di azioni per realizzare interventi collettivi. Qui il Movimento Federalista Europeo ci insegna da tanto tempo come
intervenire dal punto di vista politico per le azioni collettive e realizzare un piano in maniera decisa. Questa è una priorità e naturalmente, come dice il bel titolo di questa serata, la società civile, la scienza, la politica devono essere dalla stessa parte, perché sul pianeta Terra stiamo tutti insieme nella stessa astronave e non c'è una prima classe che si salva e una seconda che si trova in difficoltà. Siamo tutti insieme nella stessa astronave e i problemi e le soluzioni riguardano tutti. Io ringrazio molto. C'è una domanda, se posso, da Claudia Petrucci, che ci chiede di discutere sui dettagli che permetterebbe di capire, per esempio, dove è opportuno o no mettere gli impianti di produzione energetica. Non so se Alberto vuole rispondere o Marco. Diciamo, continuo a dire, i dettagli non sono importanti, perché discutere dove mettere o non mettere gli impianti di produzione energetica non è più un problema nel nuovo paradigma di uno scenario totalmente sostenibile, perché gli impianti di produzione sono distribuiti. Quindi dove si produce l'energia è dove si consuma. Questo è il nuovo modello, il nuovo paradigma cui ci dobbiamo abituare. Quindi faccio qualche esempio. Se io a casa mia consumo molta energia, la devo produrre a casa mia, con impianti fotovoltaici, con impianti eolici, con impianti geotermici, con le forme di produzione che sono possibili anche in modo distribuito. Se io ho un'azienda molto energivora, quindi che consuma una grande quantità di energia, l'impianto di produzione lo devo fare in quell'azienda, naturalmente con tecnologie che siano assolutamente rinnovabili e senza impatti sulle emissioni. Questo vuol dire, diciamo, il nuovo paradigma, e i dettagli secondo me ci confondono, nel senso che prima di tutto serve una rivoluzione culturale che parte da un punto, che ho già detto e ripeto. Siamo convinti di quello che in tanti abbiamo detto, cioè che sono rimasti 10 anni prima di intervenire, prima di rompere il giocattolino astronave Terra. Perché ci sono, la crasi è molto semplice, c'è una parte di persone che pensa che sia una favoletta e che è la maggioranza, e c'è una parte di persone che ne è convinta che siano rimasti 10 anni per intervenire. Ora, siccome io sono certo che sono rimasti 10 anni, perché facendo parte della comunità scientifica da un po' di tempo ho letto i documenti e ne conosco la forza dal punto di vista razionale, allora non è questione di dettagli, è questione di disegnare il quadro. E il quadro è: dobbiamo andare in una direzione che cambia radicalmente il nostro modo di vivere le relazioni con l'economia e con la società, mettendo come unica priorità quella di trovare dei meccanismi di relazione sociale, economica e produttiva che riducano fino a zero le emissioni climalteranti. Grazie mille. Alberto, volevo chiedere, non so Marco, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Alberto. Sono molto colpito dall'assoluta convergenza, perché come lui è d'accordo con quello che ho detto io, altrettanto completamente. E se però la signora che ha fatto la domanda ha bisogno di toccare, posso capirlo, do qualche leggerissima e velocissima suggestione. Come ha detto Alberto, innanzitutto produrre nei luoghi di consumo. Quindi ciascuna casa deve diventare una casa carbon neutral. Vuol dire fotovoltaico sul tetto, cappotto nella casa, riscaldamento a pompa di calore, geotermico, aria-aria, dettagli da ingegnere. Ok. Cosa vorrà dire questo? Vorrà dire coprire tutti i tetti,
tutti i tetti di fotovoltaico. Basterà, no, bisognerà fare anche qualcosa a terra. Ma tenete conto che non è una tragedia anche fare qualcosa a terra, perché basterebbe qualcosa meno dell'1% del territorio nazionale a terra per fare tutto il fabbisogno di energia elettrica italiano. Il problema è che non possiamo farlo tutto col fotovoltaico, perché il fotovoltaico produce solo di giorno e soprattutto d'estate, e noi dobbiamo scaldarci anche d'inverno. Allora serve un corretto mix tra fotovoltaico e eolico, che piaccia o che non piaccia, perché l'eolico produce più di notte che di giorno e più di inverno che d'estate. E quindi, siccome dobbiamo inseguire la generazione, non solo inseguire la domanda, bisogna che li mixiamo. Quanto eolico ci vorrà? Bah, secondo le mie stime molto, molto sommarie, 6.000 km più o meno di eolico. L'Italia è lunga 1.000 km, quindi 6 file di eolico dall'inizio alla fine. Dobbiamo abituarci. Non c'è un piano B. Grazie Marco. Non c'è un piano B, dobbiamo ricordarcelo e speriamo di riuscire, perché sono in giro tanti discorsi strani ultimamente, la gente crede tante cose strane, insomma c'è tanta disinformazione e abbiamo un bel lavoro da fare. Comunque ecco, noi faremo quello che possiamo, ti ringrazio. Ringrazio tutti. Vediamo Nan. se ci sono altre domande. Claudia vuole intervenire. Claudia vuole intervenire per precisare. Sì. Claudia Petrucci. Però prima mi sembra c'era Matteo. Un attimo Sì. solo, Claudia, che dobbiamo anche lavorare con i microfoni qui. Adesso credo che Matteo riesce ad intervenire. Sì, se volete, quando volete. Vai, vai. Ma io veramente molto brevemente, anche perché prima poi Lamberto ha incentivato l'intervento, sono segretario di Forlì e per l'Istituto Pari de Vaccarino ho partecipato a varie edizioni delle COP, queste conferenze mondiali sul clima. In particolare Parigi e Marrakech. Forse secondo me c'è una questione che diceva prima Alberto, appunto, che è di carattere politico. La questione di carattere politico è data dal fatto anche che a Parigi, in maniera molto importante, è stato detto proprio a volte che i cambiamenti climatici esistono. Sembra una cosa che magari per chi è qui oggi è banale da dire, però in realtà non è così banale. Nel patto di Parigi, di fatto, il fatto che il problema ci sia è stata un'affermazione assolutamente non scontata e importante che questo avvenisse. Mentre l'anno dopo, appunto a Marrakech, quando c'è stata la COP, arrivammo giù la mattina e arrivò praticamente in contemporanea il fatto che Trump era diventato presidente degli Stati Uniti. A questo punto qui Trump subito dichiara che vuole praticamente uscire dal patto di Parigi. Poi per una serie di meccanismi che non sto qui a spiegare, di fatto non lo poteva fare così come voleva lui, perché pensava fosse un interruttore che si accendeva e si spegneva, e quindi avvia questa cosa qui. Attenzione, a Marrakech succede poi il fatto che molti paesi si oppongono a questa decisione e si inizia a parlare anche di responsabilità, quindi di penalità verso quei paesi che di fatto non attuano alcune politiche. I cambiamenti climatici non è che possono essere attuati in Europa sì, negli Stati Uniti no, in Cina forse. Le azioni di contenimento, quelle azioni che chi mi ha preceduto, i due ingegneri che mi hanno preceduto, hanno spiegato bene, devono essere attuate in tutto il globo. A questo punto qui, se un paese non li attua, cosa succede? Se un paese non li applica, cosa succede? Potrebbe avere un vantaggio nel corto periodo economico, perché il carbone costa molto poco come fonte energetica, ma l'impatto a livello globale c'è comunque. Allora, è possibile attuare un sistema sanzionatorio verso questi paesi?
è possibile arrivare a un sistema di embargo verso paesi che non attueranno cambiamenti climatici. In qualche modo a Marrakech si è paventata la situazione, tant'è vero che il delegato cinese nel suo intervento disse che se gli Stati Uniti uscivano dal patto di Parigi avrebbero ritirato la quantità equivalente di debito pubblico americano che loro possiedono tutti gli anni per metterli di fatto nella lotta contro i cambiamenti climatici. Questo avrebbe mandato in default gli Stati Uniti, cioè parliamo di scenari di scontri frontali tra superpotenze. Però è una cosa che ci dovremo porre dal punto di vista politico. Dobbiamo spiegare alla persona, alle persone comuni il perché bisogna fare queste cose, e queste cose qui hanno un costo dal punto di vista economico e soprattutto del cambio di stile di vita, che è la parte più difficile. Ma queste cose qui hanno anche un costo dal punto di vista politico. A un certo punto, se alcuni stati non le attueranno, sarà necessario attuare delle politiche di pressione su questi stati, così come può avvenire negli Stati Uniti, così come può avvenire da molte altre parti. E questa è una componente politica importante. Anche la petizione che da anni appunto abbiamo portato nelle COP attraverso l'Istituto Barry de Baccarini e l'MFP, l'Istituto Einstein, appunto, anche questa petizione porta questa componente qui, delle carbon tax, delle digital tax, delle tasse a livello mondiale, per arrivare a un organismo sovranazionale che abbia anche la forza, anche economica e soprattutto l'autonomia di fare queste pressioni. Se no potrebbe essere lo scenario più fosco, è quello di avere degli stati che assolutamente se ne pregheranno di attuare politiche di riduzione per i cambiamenti climatici, e ci sarà alla fine un vero e proprio scontro politico e istituzionale, ma anche fisico ed economico tra due realtà diverse. E dato che da una parte c'è gli Stati Uniti e dall'altra parte c'è la Cina, perché a Marrakech sono quelli i due caposchieramenti che si sono palesati in conferenza, che abbiamo visto anche nel lavoro con Coalizione Clima, del quale facciamo parte, l'Europa può essere in mezzo quella componente sia di innovazione ma anche di mediazione tra queste due superpotenze, e giocare un ruolo molto molto importante da questo punto di vista qui, perché può essere anche l'ago della bilancia, essendo uno dei mercati più importanti del mondo. Tutto qui. Grazie Matteo, sicuramente serve un'Europa molto forte per giocare il ruolo che tu dici. Ecco, adesso do la parola a Claudia, se riesce. Ecco, prego. Sentite? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ecco. No, volevo solo precisare questa cosa del dettaglio, perché io ho usato il termine dettaglio proprio perché l'aveva toccato il professor Bellini, quando ha detto il problema non è se, il problema è il come. Allora, leggo adesso la nota spaventata di Pier Giorgio Grossi, che dice 6.000 km di pali eoliche lungo le coste e le montagne italiane. Allora, quando io parlo di dettaglio, vuol dire semplicemente che, siccome il territorio non è tutto uguale, non possiamo solo pensare che una distribuzione, come dire, degli impianti energetici debba essere strettamente pensata in un ambito territoriale ristretto. Voglio dire, a me le pale eoliche in mare mi vanno benissimo. Le pale eoliche su tutti i crinali montuosi dell'Italia mi vanno già meno. Il fotovoltaico sui tetti mi va benissimo, il fotovoltaico a terra mi va già meno. Ma visto che qui stiamo ragionando da federalisti, è possibile pensare anche a una distribuzione non necessariamente nazionale, ma concertata a livello europeo, fatta in maniera un po' più razionale, che tenga conto anche, che ne so, della densità di popolazione, della morfologia del territorio, di aspetti di questo tipo. Perché la resistenza delle popolazioni, delle persone, eccetera, non è sempre solo cecità o
e magari anche capire che se la scelta è fra una distruzione di alcuni parametri identitari molto forti e un altro tipo di distruzione, boh, magari allora forse è meglio il nucleare, adesso detta proprio in termini così, un po' iperbolici. Se il problema è che diciamo, le specificità dei territori non contano proprio niente in questa distribuzione di impianti energetici. In questo senso parlavo di dettagli, spero di essermi fatta capire. Grazie per la domanda. Allora chiediamo magari se Marco e Alberto vogliono rispondere. Parto io come prima e lascio con piacere concludere a Marco. Io devo dire, sono abituato a parlare in italiano, come dico io, quindi non giro intorno ai temi. Cioè, l'intervento che ho appena sentito mi conferma il tema della crasi, nel senso che questa è una priorità assoluta. Noi fra 10 anni diciamo addio al pianeta Terra. Quindi se ci dobbiamo trovare a discutere di se è meglio qui o meglio lì o meglio qua, stiamo impostando il problema in modo sbagliato. Dopodiché, siccome anch'io sono un ingegnere, e come è noto noi ingegneri siamo totalmente autarchici e anarchici, gli studi che lei chiede sono stati fatti. Esiste per esempio un lavoro dei colleghi di Stanford, l'università con più alta reputazione al mondo, che ha calcolato esattamente quanti chilometri quadrati di fotovoltaico servono in Italia, quanti megawatt di eolico servono, e facendo la distribuzione che lei chiedeva. Cioè è chiaro che non si deve mettere in Italia una tecnologia per la quale non ci sono le condizioni ambientali necessarie e sufficienti per. Questo è chiarissimo, cioè nessun tecnico progetta un sistema in condizioni non ottimali. Quindi i dettagli che lei chiede sono ovvi. Per questo ho risposto, non c'è bisogno di entrarci. Cioè è chiaro che nessuno va a installare in mare un impianto fotovoltaico se lì non c'è la previsione di una produzione necessaria e sufficiente a coprire quell'investimento. Il punto però è che se noi ci troviamo qui a parlare di queste cose, non abbiamo capito quanto è urgente ed importante stabilire delle azioni che hanno 10 anni di tempo per portare dei risultati. Un amen. E quindi, mi ripeto, questi modelli e questi piani esistono, ce ne sono, io ho citato quello di Stanford, ma ce ne sono tantissimi. Il punto è che non si può aprire la discussione se il primo punto è però deve essere chiaro che io non li voglio sui crinali, non li voglio sul mare, non li voglio sui monti. Non è quello il punto di discussione. Il punto di discussione è: questa cosa qui è una priorità per la sopravvivenza della specie umana? Sì. Allora, se lo è, ci sono altre priorità che vanno messe in ordine in modo razionale. Marco? Di nuovo sono totalmente d'accordo. Stiamo parlando di un tumore nella fase terminale che chiamiamo in aiuto l'omeopatia, con tutto rispetto all'omeopatia. O la dieta di carne e il vegetarianesimo, che è importante, ma non quando si è nella fase terminale. Allora io sono antinuclearista io sono antinuclearista della prima ora, da ragazzo proprio. Eppure 15 anni fa ho detto, pur di fermare i cambiamenti climatici, sono disponibile anche a riprendere il nucleare. Ma adesso non ci sta più, non c'è più il tempo. Servono 30 anni per fare una centrale nucleare. Non è più la soluzione. Ma non perché piace o perché non piace. No, perché non c'è più tempo. La risorsa tempo non c'è. Quel 10% anno di diminuzione dobbiamo farlo da adesso, non dobbiamo farlo per 10 anni. E le uniche installazioni di generazione di fonti rinnovabili veloci sono il fotovoltaico e l'eolico. Il fotovoltaico si installa in una casa in una settimana,
in un impianto utility scale grande in 2 mesi, un impianto eolico in 1 anno, una centrale nucleare in 30 anni. Non è la soluzione. Non è la soluzione alla fusione perché mancano sempre 40 anni a dimostrare che può stare in piedi e non ce li abbiamo. Non c'è un piano B. Questo è il piano. Questo è il piano che ha dei costi, ma anche delle grandissime opportunità. Perché oggi non ci piacciono gli impianti eolici da vedere. Come una volta non piacevano le locomotive o non piacevano i tralicci. Ma pensate che i nostri nonni si siano goduti ad fare le dighe in tutto il Trentino, in tutto l'arco alpino. Dighe che hanno sottratto l'acqua alle valli, alle possibilità di coltivare quel poco che riuscivano a coltivare nelle valli, di poter cacciare la fauna selvatica, eccetera, eccetera. Non sono stati contenti di fare le dighe i nostri nonni. Ma l'Italia si è retta su quelle dighe. Cioè, dobbiamo imparare a dircele le cose con molta chiarezza. Io continuo a confrontarmi con dei comitati che dicono noi siamo per il rinnovabile, noi siamo a favore dell'eolico, ma questo è il posto sbagliato. Non c'è più un posto sbagliato. Riprendo una cosa di Claudio che era molto interessante, un'analisi politica molto attenta che condivido. Attenzione però che Trump con tutto il suo negazionismo non ha fermato la rivoluzione negli Stati Uniti. La maggior parte dei paesi, soprattutto i più evoluti culturalmente e economicamente, come la California, come New York, eccetera, eccetera, sono andati avanti secondo i passi della COP di Parigi. Trump, la storia non si ferma nemmeno con Trump. E teniamo conto che non parliamo solo di costi, parliamo anche di grandi opportunità. Pensiamo alle ultime 2 rivoluzioni industriali. La prima rivoluzione industriale è del 1780 in Inghilterra, col carbone. E guarda caso l'Inghilterra è stata l'impero egemone mondiale per un secolo. La seconda rivoluzione industriale, quella dell'elettricità, l'ha fatta gli Stati Uniti, alla fine dell'800, 890, 95. E guarda caso gli Stati Uniti sono stati l'impero egemone mondiale per tutto lo scorso secolo. Quello che è in gioco oggi è la leadership mondiale della terza rivoluzione industriale o della quarta, come vogliamo chiamarla, che è quella delle rinnovabili. L'Europa sta facendo uno scatto avanti, non solo per una responsabilità etica rispetto al contrasto ai cambiamenti climatici, ma perché è in gioco la leadership mondiale della nuova tecnologia. Ed è in gioco tra l'Europa e la Cina, perché l'America ha perso qualche anno. Sapete quanti autobus elettrici ci sono al mondo? 400.000. 398.000 sono in Cina. Quindi, quello che dobbiamo avere chiaro è che non c'è un piano B, ma che questo piano B non è solo lacrime e sangue, assolutamente. È anche grande opportunità. E con grande intelligenza Ursula e Timmerman l'hanno chiamato The New Deal, cioè un nuovo patto con i cittadini europei per un percorso che è impegnativo, ma che è un percorso di grande opportunità. Non a caso parlano di energy citizen. Non a caso Papa Francesco usa parole analoghe, accostando la giustizia energetica e la giustizia sociale alla giustizia ambientale. Abbiamo una grandissima opportunità davanti. Le curiosità sono tante, nel chat trovo, c'è anche Gian Alberto Soardi che chiede: abbiamo esaurito i siti dove si possono installare dighe e impianti idroelettrici? Il loro impianto potrebbe contribuire alla soluzione del problema? Marco? Sì, li abbiamo esauriti. Sull'idroelettrico c'è piccola spigolatura da fare. Teniamo conto che allora, l'ingegneria idraulica, anche quella è della seconda metà dell'Ottocento.
tutte le equazioni differenziali sono state risolte in quella fase e quindi i nostri nonni all'inizio del Novecento hanno battuto tutti i fiumi. Tutti i fiumi hanno uno sbarramento, un attraverso ogni 20-30 km più o meno, con deviazione di 2/3, 3/4 a portata su canali a fianco, tutti dalla dalla sorgente fino alla foce. Tutte le dighe che potevano essere ragionevolmente fatte sono state fatte. Tenete conto che gli impianti idroelettrici che sono stati fatti dai nostri nonni venissero realizzati oggi, ex novo, avrebbero un costo industriale di produzione di energia elettrica 4-5 volte il costo di mercato. Quindi non c'è più spazio. Non solo, ma noi abbiamo un sacco di, come si chiama, quando la Commissione europea infrazioni da parte della Commissione europea sullo stato biologico dei nostri fiumi, che non è in buone condizioni. Quindi voglio dire, altre traverse non si possono fare perché sono già pieni di traverse, non ci sono più le caratteristiche idrauliche per farle. Altre dighe non ci sono, quel poco che può essere fatto sui DMV, i deflussi minimi vitali e sugli acquedotti, ma parliamo di pochissimo. Le stime migliori danno che il parco idroelettrico italiano potrebbe essere aumentato rispetto al valore attuale del 5-10%, che vuol dire dare un contributo dell'1% al consumo. E tenete conto che i cambiamenti climatici invece stanno erodendo l'idraulicità, quindi la quantità di energia producibile con l'idroelettrico. Quindi sull'idroelettrico non c'è niente da fare. Il mareale, le onde si possono sviluppare, ma sono ancora largamente in fase di ricerca, non sono maturi. Le uniche cose mature sono il fotovoltaico e l'eolico. Tutte e due costano ormai meno delle fossili, meno, non di più. Tutte e due hanno degli svantaggi. Il fotovoltaico ha un'occupazione di suolo che è 100 volte maggiore dell'eolico a parità di energia prodotta, e ha lo svantaggio che produce solo di giorno e solo d'estate, quasi solo d'estate. L'eolico ha lo svantaggio che non è infinito, cioè si può fare solo dove c'è il vento, quindi non si fa in pianura, si fa sui crinali. Quindi, essendo tutte e due con dei pro e dei contro, vanno mescolate in un rapporto 40-60 o 60-40. Non possiamo dire l'eolico lo facciamo in mare del nord e facciamo tutto il fotovoltaico d'Europa in Sicilia. Non è questa la strada. È chiaro che ogni Stato deve trovare il giusto mix, ma il giusto mix non sarà mai un 90-10 fra questi due fonti o un 10-90. Starà sempre prossimo al 60-40 o 40-60. Proprio per le loro curve di produzione che sono fatte così. Ok, grazie Marco. Adesso sto leggendo varie cose, vedo che Claudia era interessata a parlare un po' della responsabilità politica enorme anche per far circolare i piani per dove mettere queste installazioni, e Alberto ha lasciato un link, magari, non so Alberto, se vuoi spiegare qualcosa di questo link, così. Questo è il lavoro che citavo prima di alcuni ricercatori dell'Università di Stanford, che, come penso molti sappiano, è una delle prime 3 università per livello di qualità scientifica e reputazione nel mondo. Questo lavoro contiene un piano dettagliato, paese per paese, di quello che sono gli spazi necessari, quindi metri quadri di installazione di fotovoltaico, di eolico, di idroelettrico e così via. Per rispondere sull'idroelettrico, quello che ha detto Marco è più che chiaro. La risposta aggiuntiva era, la domanda aggiuntiva è il mini idroelettrico. E sul mini idroelettrico si fanno le stesse discussioni che valgono per il tidal, cioè l'energia da maree. Stiamo parlando di 50 megawatt, 40 megawatt, quando la potenza installata in Italia è 90 gigawatt, che vuol dire che c'è un fattore 2000. Quindi stiamo dicendo che possiamo fare delle cose
che complessivamente incidono per un 2/1000 del totale, cioè stiamo parlando di niente. Quindi mini idroelettrico o tidal, cioè energia da maree, hanno questo potenziale. Invece l'eolico e il solare hanno un potenziale che può arrivare fino al 100% della domanda di energia. Questo è quello che mostra il documento che ho allegato, e è possibile farlo con tutte le tecnologie che abbiamo, con l'idrogeno come strumento di stoccaggio dell'energia per risolvere il problema dell'intermittenza, cioè la differenza fra domanda di energia e disponibilità di energia attraverso le rinnovabili, e così via. Capisco che sono argomenti che spaventano, perché io non lo voglio qui, io non lo voglio lì, io non lo voglio là, ma mi pare che ci sia una percezione totalmente sbagliata di quello che è la quantità che serve e quello che è invece la percezione di quello che serve. Per esempio, se guardate in quel documento scoprirete che complessivamente ci sono a disposizione qualche centinaio di chilometri quadrati di spazio per il fotovoltaico. Non è uno spazio piccolo, ma non è uno spazio enorme. Cioè, non è che dobbiamo riempire il territorio nazionale di pannelli fotovoltaici per ottenere la copertura della domanda di energia. Lo stesso vale per l'eolico. Non è che dobbiamo coprire tutte le coste o tutti i crinali di impianti eolici per coprire la domanda. Quello che dobbiamo fare, e che era la mia prima risposta provocatoria, mi scuso se ho offeso qualcuno, è intervenire dove serve. Quindi se io ho una abitazione dove il consumo di energia è 10 volte superiore a quello che la tecnologia attuale consente, e questo avviene quasi sempre. Molti di noi abitano in edifici che sono in classe G, quindi hanno dei consumi 10 volte superiori a quello che la tecnologia oggi mette a disposizione. Bisogna intervenire sull'involucro dell'abitazione, e questo è un intervento che non ha impatti sul paesaggio, non ha impatti neanche sull'economia, perché questo intervento ha un costo marginale negativo, perché siccome rientra in 7 anni, dall'8º anno in avanti il risparmio di energia fa sì che non solo ho riottenuto i soldi che ho speso per l'investimento, ma ci guadagna il clima e ci guadagna la stabilità del mondo, perché non ho più bisogno di comprare il gas dall'Azerbaigian, dall'Ucraina o da altri paesi con difficoltà di natura geopolitica. Di questo stiamo parlando, e di questo, insisto, significa avere consapevolezza, e l'incontro di questa sera ci dimostra che la consapevolezza non c'è neppure nella classe culturalmente più avanzata, come siete voi, del paese, più, diciamo, pronta e attenta alle tematiche collettive, non individuali, come il Movimento Federalista Europeo. Abbiamo avuto un'altra riprova di come non c'è la consapevolezza delle potenzialità e dell'intensità dei problemi. Quindi questo è il primo punto. Dopodiché il resto, mi ripeto, io vi ho fatto un esempio, ma ce ne sono 20 di studi già pronti. La IEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia che citavo prima, ha pubblicato 7 giorni fa un rapporto che mostra le azioni da perseguire per ottenere la sostenibilità energetica, che sono sempre quelle che stiamo discutendo da quasi un'ora. Quindi ci sono tantissimi piani, ci sono tantissime cose già pronte. Si tratta, come più hanno ripetuto, di intervenire sulla giustizia sociale, sulla politica e sulla cultura, nel senso di priorità e azioni per il Paese. Grazie, ecco. Una domanda, sì, sono entrata io. Sempre di Matteo Valtancoli, ancora prima della produzione, quale impatto può ancora essere fatto sul fronte della riduzione da efficienza energetica? Qualcosa mi sembra che sia stato già detto nell'ultimo intervento di Alberto, ma se vuoi integrare. Il 40% della riduzione di emissioni che dobbiamo fare proviene da questo, cioè proviene da ridurre i consumi, che non vuol dire
decrescere, cioè avere meno servizi, avere meno benessere nelle nostre abitazioni o nelle nostre imprese. Vuol dire con meno energia fare di più. Se io abito nell'abitazione in classe A, ho bisogno di 10 kWh metro quadro anno per il fabbisogno energetico della mia abitazione. Se abito in una classe G, posso arrivare anche a 200 kWh metro quadro anno. Quindi fare questi interventi, che è una cosa assolutamente possibile, significa, fatti su larga scala, avere un intervento enorme. Ricordo che il 30% della domanda di energia in Italia e nel mondo proviene dagli edifici. Quindi i nostri edifici sono responsabili del 30% della domanda di energia. Questo lo dico perché non vorrei che ci fosse l'effetto idroelettrico, cioè non stiamo parlando del 2 millesimo, stiamo parlando del 30%. Quindi questi sono interventi che vanno a incidere pesantemente sulle cose che stiamo dicendo. Poi non abbiamo detto nulla degli alberi, no? Cioè, se vogliamo contrastare la CO2, ci sono delle tecnologie che si chiamano alberi, che hanno una straordinaria capacità di assorbire CO2. Cioè, come dire, tecnologia meravigliosa, che non mi pare sia stata ancora riprodotta da nessun essere umano, e disponibile, che con un'adeguata pianificazione può portare degli straordinari risultati. Bene, ringrazio Alberto Bellini per quest'ultimo intervento. Se non ci sono altri interventi o domande, direi che sono stati trattati tanti temi, sono venuti fuori degli spunti veramente molto interessanti, per cui ringrazio veramente tutti i relatori che sono stati qui con noi per parlare di questo tema da vari punti di vista. Forse Lamberto vuol dire ancora qualcosa? Scusa, avevo inviato sulla chat una domanda. Ah, cioè, se me la si è persa. Dato che non c'è Angelo Consoli che doveva trattare l'idrogeno, il tema dell'idrogeno, perché è un suo tema, essendo lui il coordinatore del centro europeo per la terza rivoluzione industriale e quindi rappresentante di Jeremy Rifkin in Europa, che Jeremy Rifkin, noi sappiamo tutti che è il teorico della rivoluzione dell'idrogeno. Quindi, dato che io li seguo da parecchi anni, ancora quando hanno fondato l'Università dell'Idrogeno a Bari, in Puglia, a Cala Corvino, e quindi sono un bel gruppo che si è sempre occupato di idrogeno, e loro avevano già fatto l'auto idrogeno ancora alla fine 10-11 anni fa, e poi comunque ad esempio le grandi compagnie automobilistiche, soprattutto quelle tedesche, la BMW, la Volkswagen, la Mercedes, avevano già pronte tutte le auto idrogeno già da 20-30 anni, solo che il governo tedesco non li ha mai fatti distributori lungo la rete autostradale e quindi non le hanno mai messe in produzione. Io ho visto che a Ecomondo negli ultimi anni ci sono le auto idrogeno, praticamente emissioni zero, perché è acqua quella che esce dal tubo di scappamento. Però insomma, io questa grande, adesso tutti dicono che andranno verso l'idrogeno, però io questo grande entusiasmo verso l'idrogeno ancora non lo vedo. Ecco, vorrei fare una domanda ai due ingegneri, a Bellini e a Marco Giusti, per sentire cosa ne pensano. L'idrogeno ha un problema fondamentale che ha un bilancio energetico negativo. Quindi serve una quantità di energia per produrlo maggiore di quella che c'è a disposizione alla fine del processo di produzione. Quindi è come dire che spendo di più di quello che ho a disposizione. Quindi questo chiaramente rende questo processo poco attraente, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico. Però, come ben ha detto Marco prima, immaginando un processo in cui si fa elettrolisi, cioè si scinde l'acqua in idrogeno e ossigeno, quindi si ottiene l'idrogeno per i processi energetici, e lo si fa usando dell'energia pulita, per esempio fotovoltaico, posso, tra virgolette, dimenticarmi di questo aspetto di bilancio energetico negativo. È chiaro che si tratta soprattutto, come diceva Lamberto, di un tema di infrastrutture, cioè
devono essere costruite, progettate queste infrastrutture, quelle che permettono per esempio l'elettrolisi dell'idrogeno, oppure in alternativa le fuel cell, che sono l'altra forma di processo basato sull'idrogeno, una specie di batterie però basate invece che su metalli come possono essere il litio e il piombo, su idrogeno. Finché non ci sono le infrastrutture, gli investimenti in queste direzioni, tutto è abbastanza impossibile, rimane a livello di concept come le automobili che abbiamo visto, che vediamo nelle varie fiere. E ritorna sempre il solito punto. Bisogna fare delle scelte politiche, delle scelte lungimiranti, che possono essere o l'auto elettrica, o l'auto idrogeno, o le fuel cell, o un'altra soluzione, e poi attivare le filiere economiche e sociali che le realizzano. Insisto, noi siamo ancora qui a discutere del se, e invece se fossimo già a quel livello, poi entreremo nei dettagli e definiremmo cosa serve, come serve e dove serve. Io ripeto, con grande preoccupazione vedo che stiamo ancora parlando di dettagli, ma insisto, i dettagli sono un po' pericolosi, perché poi tutti ci appassioniamo, specialmente noi ingegneri. Però prima bisogna che condividiamo la cornice e non la stiamo condividendo. Non abbiamo, qui siamo in 23, abbiamo probabilmente 23 idee diverse di quello che è lo scenario e le priorità. Grazie Alberto, invece entriamo nei dettagli rispetto a quelle che sono le iniziative che abbiamo presentato questa sera, quindi vi ricordo stopglobalwarming.eu, ec.fridaysforfuture.org e fermiamo la febbre del pianeta. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti i relatori. Scusa, posso una velocissima, rapida? Sì. E anche giustamente l'appello ad Alberto e a Marco, ma in termini percentuali, insomma, a grandi linee, noi adesso abbiamo parlato di produzione di energia, ma quant'è l'impatto, per capire anche degli imballaggi, quindi anche della scelta delle materie per la lotta ai cambiamenti climatici, anche quanto è importante? Noi parliamo sempre degli imballaggi come rifiuto, no? Ma c'è tutto un lavoro a monte, quindi quant'è anche la rivoluzione che deve essere fatta nelle scelte, ad esempio, delle materie per gli imballaggi, insomma, quanto può incidere questo nella lotta ai cambiamenti climatici? Scusa, ma è un tema diverso, di nuovo, stiamo attenti ai depistaggi mentali. Il nostro cervello, quando un medico ci dice che abbiamo colesterolo alto e dobbiamo rinunciare alla carne, per esempio, comincia a pensare, ma la carne bianca rispetto alla carne rossa, e il nostro cervello è fatto così. Allora, il tema degli imballaggi è un tema fondamentale, il tema degli imballaggi e dell'economia circolare è un tema fondamentale, ma per la sostenibilità generale del pianeta, perché quello dell'emergenza climatica è una delle emergenze ambientali che abbiamo davanti, ce ne sono altre, tra cui le plastiche, gli imballaggi, eccetera. Però stiamo attenti a non sovrapporli. Se parliamo di emergenza climatica, il tema è molto semplice, ed è quello che ha detto Alberto: l'80% del clima alterante è dato dalla generazione di energia. Quello lì lo risolviamo solo generando energia da forme rinnovabili. Punto. Non c'è altro. E quelle rinnovabili oggi sono l'eolico e il fotovoltaico, nel mix che vi ho detto prima. E quello lì è il tema. E il tema è quindi che dobbiamo decidere di metterci in casa tutti l'eolico e il fotovoltaico. Sto parlando non di scelte singole, sto parlando di scelte politiche. E che quindi dobbiamo smettere di pensare che le facciamo le centrali nucleari in Ucraina, l'eolico nel mare del nord, il fotovoltaico lo facciamo in Libia, cioè sempre a casa d'altri. Quello che dobbiamo fare è fare fotovoltaico e eolico a casa nostra, sui nostri territori. Fatto bene, progettato bene, mitigando gli impatti, ma sapendo che è quella roba lì. Esattamente come se vogliamo energia elettrica a casa, dobbiamo pensare che arrivino i tralicci vicino alle città e di linee elettriche. Questo non per sminuire il problema dei imballaggi, ma è un altro problema.
Lo stesso l'idrogeno. L'idrogeno non è una forma di energia. L'idrogeno è un immagazzinatore di energia, è un vettore di energia, esattamente come una batteria. Quindi la competizione sana che ci sarà tra l'auto elettrica che mette l'energia fatta col fotovoltaico e l'eolico in una batteria chimica e l'auto fuel cells che sarà alimentata da idrogeno che sarà prodotto per idrolisi, ma sempre da solare, da fotovoltaico e da eolico. Cioè le fonti sono sempre quelle lì. Gli altri sono vettori, sono il packaging, è il dettaglio tecnico, è roba da ingegneri. Non è lì il problema. Il problema è che dobbiamo accettare di mettere gli impianti fotovoltaici sul nostro territorio. Se no non ne veniamo fuori e dobbiamo commentare tutti gli edifici e non dobbiamo più fare gli weekend a Londra in aereo. So che la banalizzo, ma perché è banale? I ragionamenti più complicati spesso distolgono da quello che è il cuore del problema. Alberto ha parlato di alberi. Attenzione anche a questo, perché è troppo facile, per quanto siamo pigri mentalmente e assolutenti, che non si dice così, ma non so come si dica, assolventi, non so. È troppo facile dire, ah sì, io vado lo stesso a fare il weekend a Londra in aereo, però ho comprato il biglietto aereo che compensa le mie emissioni di CO2 piantando alberi a casa di un altro. Capite i meccanismi mentali che ci fregano? Sono sempre quando lo spostiamo il problema. È uscito a proposito di Rifkin, è uscito un bellissimo libro di quello che io chiamo il Rifkin italiano, che sono due, che sono G.B. Zorzoli e Gianni Silvestrini, che sono rispettivamente presidente di FREE, che è il coordinamento di tutte le associazioni di categorie che lavorano per questi argomenti, e questo è Gianni Zorzoli, e Silvestrini è presidente del Kyoto Club, direttore di Quale Energia, Ecomondo, eccetera, eccetera, eccetera. Si chiama Le trappole del clima. Loro sono due ingegneri, tutti e due ex professori universitari, che tutti e due a un certo punto hanno detto io smetto di pensare al know-how, cioè alle soluzioni tecniche, perché il problema non è più questo, il problema è politico e umanistico, culturale, che è la stessa cosa che ci stiamo dicendo stasera. E ha scritto questo bellissimo libro di 200 pagine che si intitola Le trappole del clima, che non parla di tecnologia, parla delle trappole mentali del nostro cervello che sempre ci autoassolve, sempre sposta il problema nel giardino di un altro. È un libro bellissimo che vi consiglio. Devo dire che per una volta non sono d'accordo con Marco, o meglio sono parzialmente d'accordo, nel senso che è vero che bisogna semplificare, evitare di mettere insieme le cose, perché sono estremamente complesse, però proviamo a sciogliere la complessità. Il settore materiali contribuisce a 1/4 delle emissioni climalteranti, quindi al 25%, che attenzione, non è che 25 più 80% sia una contraddizione, perché ovviamente una parte delle emissioni create dal settore materiale è dovuta all'energia, quindi mi serve un po' di energia per creare i materiali e quella contribuisce sia al 25% che all'80%. Il punto qual è? Nei materiali questo 25% di emissioni legate al settore è legato a 4 materiali in particolare. Alcuni sono già stati citati: acciaio, alluminio, plastica e cemento. Questi 4 materiali e le loro filiere di produzione e distribuzione contribuiscono a 1/4 delle emissioni che producono un effetto sul clima. Questa è la domanda, la risposta alla domanda di Marco. Dopodiché gli imballaggi in questo quarto pesano circa 1/4, quindi ad oggi sono, diciamo, qualcosa intorno al 5-6%. Tuttavia la plastica, in generale il tema degli imballaggi, assume una grande importanza anche sul tema del clima, perché molti ricercatori hanno fatto quello che i ricercatori debbono fare, ovvero una strategia analitica al 2050. Nel 2050 ci sarà, ci auguriamo, un'energia ad emissioni zero,
quindi l'80% delle emissioni climalteranti sarà zero, quindi peserà molto di più quel 20%. E in questa stima si può facilmente dimostrare che il peso della plastica sarebbe enorme, pari a almeno 50-60% delle emissioni, in uno scenario ad energia totalmente pulita. Per questo motivo il tema degli imballaggi è estremamente importante, anche per il clima, non solo per tutti gli altri argomenti, in una visione prospettica in cui stiamo ragionando di una società con energia ad emissioni zero. Quindi sono parzialmente in disaccordo con Marco, perché come lui ha detto la priorità è trasformare quell'80%, però non dimentichiamoci che anche il settore dei materiali, e mi ripeto, cemento, acciaio, alluminio e plastica, hanno un impatto importante sul settore del clima che diventerà ancora più importante quando, ci auguriamo tutti, quell'80% arriverà a zero. Bene, grazie. Io ci riprovo ancora una volta per provare, come dire, a tirare le fila di questa serata veramente molto interessante su un argomento che appunto, come abbiamo visto, di cui potremo parlare veramente ancora tanto. E quindi ringrazio i nostri ospiti per i loro interventi veramente di grande spessore, di grande qualità. Io vi ricordo appunto di sostenere le campagne che abbiamo presentato in questa sera e se siete rappresentanti del mondo politico, accademico, economico a tutti i livelli, di sostenere l'appello dell'MFE sul sito, che potete trovare sul sito dell'MFE rivolto al Parlamento europeo, una ripartenza per l'Europa. Grazie a tutti, è stata veramente una bella serata, speriamo di rivederci presto, magari in una modalità in presenza. Grazie a tutti.